Il Top Volley sta per compiere 10 anni. Attivo sia nel settore femminile che in quello maschile, il club padovano è cresciuto grazie alla lungimirante dirigenza, che fin dal principio capì che per andare lontano è necessario unire le forze, condividendo obiettivi. Team Ospedaletto Ponso Volley, Top Volley. Il Top Volley nasce nel 2001 dalla fusione delle due società locali dei due paesi, Ponso e Ospedaletto. In questo momento gestiamo 9 squadre, di cui 6 femminili e 3 maschili, e abbiamo 160 atleti. I risultati non hanno tardato ad arrivare. In campo femminile la prima squadra ha sempre disputato campionati a livello regionale. Il Top Volley oggi rappresenta un centro di riferimento per la pallavolo della Bassa Euganea e guarda avanti, allargando il proprio ambito territoriale e avviando collaborazioni con altri sodalizi dei comuni limitrofi. Le nostre squadre di punta per quanto riguarda il femminile è una Serie C, e per quanto riguarda il maschile è una prima divisione. Siamo in collaborazione con 2 squadre femminili, con il Mescu Volley di Meliadino San Fidenzio e per il 14 maschile con la pallavolo montagnana. Se il Galante Intersport di Serie C femminile è il fiore all'occhiello della società, in campo maschile la prima divisione, sponsorizzata anch'essa da Galante Intersport, sta dando molte soddisfazioni sia in Coppa Veneto che in campionato, dove attualmente è prima in classifica. Abbiamo il gruppo che è praticamente lo stesso dell'anno scorso. Su questo gruppo sono stati inseriti sostanzialmente 2 giocatori di categoria, perché hanno giocato in Serie D entrambi, il palleggiatore e un centrale, e quindi il gruppo si è ulteriormente rinforzato e la squadra sta giocando bene, i risultati ci danno atto di questo. Vedo la squadra in un'ottima condizione in tutti i ruoli, perché comunque l'organico è completo. Finora i risultati sono stati positivi perché abbiamo vinto tutte le partite e stiamo a vedere cosa faranno i nostri diretti avversari, che sono il Vempels e il Volley, sperando che anche le loro prestazioni insomma callino un attimo e vadano a nostro giovamento. Ottimo inizio di stagione anche per la terza divisione maschile del Top Volley, imbattuta dopo 4 turni di campionato e leader della graduatoria. Siamo primi in classifica a pari merito con altre 2 squadre. E la squadra è composta, nonostante sia composta da elementi di diverse età, vanno dai 17, 18 ai 25-26, è una squadra molto affiatata che quest'anno sta mettendoci del suo per arrivare al meglio in campionato. Alleno un gruppo eterogeneo di ragazzi che vanno da un massimo di 25 anni a un minimo di 17 anni. Abbiamo fatto un precampionato di Coppa Padova, abbiamo iniziato da 4 giornate della terza divisione, siamo primi. Tornando al settore femminile, le grandi della Serie C sono seguite da una nutrita schiera di squadre. Vi sono infatti le competitive ragazze della prima divisione, la seconda divisione, le promettenti giovani dell'Under 16, l'Under 14 e le giovanissime dell'Under 12. È una squadra di ragazze molto giovani. Stanno affrontando un campionato di Under 16, ma alla fine potevano fare tranquillamente tutte un Under 14, perché la più anziana ha 15 anni, la più giovane ne ha 12 e quindi sono brave. Abbiamo portato fino ad ora buoni risultati, siamo seconde in classifica e il nostro obiettivo è quello di passare questa prima fase del campionato e arrivare al campionato d'eccellenza. Abbiamo una squadra molto giovane che si divide in 3 età, 97, 1998 e 99. Stiamo lavorando molto bene sia caratterialmente, perché è molto importante gestire la partita, e soprattutto tecnicamente, dove le atlete stanno imparando a conoscere tutti i fondamentali e gestire la partita in campo soprattutto. Vorrei continuare a giocare a pallavolo ed è da 6 anni che gioco a pallavolo. E come ruolo faccio la palleggiatrice e mi piace molto, è molto impegnativo, però mi piace, mi trovo bene. Speriamo di arrivare fino alla fine, di portare a casa un ottimo risultato, di arrivare primi o secondi almeno, o terzi, e di portare a casa una coppa. Possiamo dunque dire che al Top Volley si pensa non soltanto all'oggi, ma soprattutto al domani.